Il biglietto l'avete fatto voi? Ringrazio questo pubblico enorme per un cinema di pomeriggio, fosse sempre così sarebbe bellissimo, un bellissimo segnale, insomma. E do il benvenuto da parte dell'Arsenale e ricordo semplicemente che questa iniziativa di stasera fa parte dell'Arsenale Network, cioè una serie di iniziative che si svolgono all'Arsenale tutti i giovedì e qualche mercoledì, giusto se non erro, e in cui l'Arsenale, il Cineclub Arsenale, lascia la propria sala a associazioni, singoli o a chiunque voglia farne uso e utilizzarla per presentare appunto cortometraggi, libri o iniziative o quant'altro. E questa iniziativa appunto rientra all'interno di questa cornice. Dopodiché basta, visto che ci sono un sacco di presentatori d'eccezione molto più bravi di me stasera, lascio e saluto Fiera Fredda Stereo e buona serata a tutti. Allora, buonasera, io sono Enrico Gattaia, avevo già intervistato questi due ragazzi nel momento in cui erano stati invitati. Mi sento ganzissimo. Allora, l'avevano invitati a fare dei video per Video Minuti di qualche mese fa, perché loro nel 2013, un po' per scherzo, un po' per qualcos'altro, hanno vinto Video Minuto a Prato. Se vi è garbato questo video, sappiate che la prossima mezz'ora scorre liscia. Se non vi è garbato, forse qualche possibilità che li ripigli, forse? Cioè che non gli è garbato questo, ma magari quelli dopo. Diciamo. Comunque, andiamo avanti. Sono più brevi, dai. Sono più brevi. Andiamo avanti e diciamo che secondo me non parlano delle periferie i prossimi video, questa l'ho pensata stamani. Secondo me questi video parlano di voi, poi alla fine. Fate finta di essere scemi, cioè si capisce sto gioco, perché voi poi siete, te sei un produttore musicale di Velli Bomba, te sei un fotografo di Velli Bomba, Caio sta bravino, ti ho portato le mutande. Allora, e quindi io mi serve anche un po' il microfono, quindi magari faccio la figuretta no, e dicevo, sono video spontanei, minimali e molto ironici. Però c'è una caratteristica, perché spontaneo, minimale e molto ironico riesce a tanti, che hanno una cura dell'immagine che nel passaggio da piccolo schermo a grande schermo ho visto che sa di cinema, insomma, si può dire. E detto questo, voi volete usare ancora gli pseudonimi per tanto o siete un po' stanchi di questi Fiera, Fredda Stereo, Federico Borghesi, Davide Barbafiera? Solo a dirlo finisce 3 video. Posso ribattere. No, diciamo che come avete visto nel video prima i nostri cognomi sono abbastanza lunghi e poi stanno anche noi un po', diciamo, fantasiosi. Scegliamo di sapere dove fantasiosi. No, il mio è l'abbreviazione del cognome, il suo era perché era con la F, quindi era Fredda Stereo, la pura verità. E comunque no, a parte tutto vi ringraziamo davvero, cioè siamo davvero contenti che siate così numerosi qui tra di noi. I prossimi video parlano della periferia, sono questi video che ci hanno commissionato il Controradio insieme a Video Minuto per questa edizione, l'ultima edizione 2014 del festival. E sono nulla, video, ci hanno chiesto questi video sulle periferie, noi abbiamo fatto questi piccoli video che non parlano prettamente della periferia, parlano più degli stati d'animo della periferia, quindi c'è la gelosia di mezzo, quando uno vive in periferia è geloso di quello che magari è successo, insomma, questo è il tema. Ti senti dire qualcosa? Tutto detto, insomma, tutto curioso. No, niente, è bellissimo, ringraziamo tutti, ognuno di voi che è venuto e l'Arsenale che ci ha dato questa possibilità fantastica, perché insomma, trovarci in un cinema bello e anche importantissimo, insomma, è una bella cosa, pensando che siamo partiti facendo queste cose così, cioè veramente senza nessun tipo di fine, per divertirci, insomma. E quindi grazie a tutti, sono emozionato anch'io, si vede. Buona serata, speriamo che vi piacciono. Buonasera. Allora, guardiamoci questi video.
Devo dire anche un'altra cosa che però me la sono scordata, l'ultima. Qual era il foglio, ce l'ho in tasca, però non perdo tempo, poi la gente può vedere i video, c'ha ragione. Allora il foglio diceva, ecco, loro hanno iniziato a fare i video la sera che doveva finire il mondo, la sera dei Maya finisce il mondo, loro c'erano questa telecamera e secondo me il fatto che abbiano iniziato sulla fine del mondo ha influenzato positivamente il loro percorso, perché è un percorso che non ha ambizioni, non chiede nulla, tanto il mondo finisce. Buona visione.